Comunque entriamo in diretta per la prima semifinale della Topolino Cup 2023, amici di Sportisili e ovviamente appassionati di calcio giovanile. Siamo qui al centro sportivo Santo Canale di Palermo, le due semifinali che metteranno di fronte quella in corso attualmente, ovvero sia quella tra Team Calcio e Costa Gaià Adelcam, e la seconda che invece si giocherà a seguire e metterà di fronte invece il Dribbling Marsala e la formazione della Fortitudo Bagheria, ovviamente riservata ai ragazzini più piccoli, con tanta attenzione e con tanto anche divertimento per quella che sarà anche il weekend pasquale in cui Sportisili non si fermerà, anche dal punto di vista dell'informazione. Ricordiamo che ci saranno turni pre e post pasquali molto interessanti in tutte le categorie del calcio che seguiamo, ovvero sia la Serie B col Palermo che giocherà contro il Cosenza lunedì sera al Barbera e col Messina che domani giocherà sul campo del Picerno, seguito ovviamente le cronache testuali sul nostro sito a cura della nostra redazione. Tanto seguiamo, partita iniziata da un paio di minuti, risultato fermo sullo 0-0, tante cose in piccolo anticipo perché non guasta mai, soprattutto in circostanze così intense e così ricche di appuntamenti. Ricordo ancora una volta che il torneo si snoda appunto su due semifinali e due finali, ossia quella terzo quarto posto e quella primo secondo posto. Vedremo naturalmente, stiamo già vedendo intanto l'azione tra il Team Calcio che gioca in maglia rosa, pantaloncini e calzettoni neri, e il Costa Gaià Adelcam che gioca in maglia gialla e anche in questo caso pantaloncini e calzettoni neri, con la squadra adesso alcamese che cerca di attaccare, ma la Team Calcio per un attimo recupera il pallone. Ricordo che si tratta di un torneo riservato appunto alle categorie giovanili, in particolare ai ragazzi nati nel 2011, categoria esordienti. Ieri sono giocati i 3 gironcini, da cui sono stati estratti i vincitori dei vari gironi, che ovvero il Costa Gaià Adelcam per il girone A, invece la Fortitudo Bagheria per il girone B, e invece il vincente dell'ultimo girone, che è appunto il Team Calcio, e poi si è aggiunta la Dribbling Marsala come seconda migliore classificata. Dribbling Marsala che tra altre cose è presentata con due formazioni, una è riuscita ad andare avanti, l'altra invece è stata costretta a fermarsi prima. Conferma comunque anche della folta e ricca presenza tante cose. Notiamo con grande piacere che soprattutto a queste categorie, ma è una cosa che succede abbastanza frequentemente, tanti ragazzi e anche tante ragazze che si affacciano al mondo del calcio. Qui tanta attenzione in calcio che si affaccia in avanti senza però riuscire a segnare. Il direttore di gara però ha fischiato un fallo avvenuto prima proteste che non mancano mai nemmeno alle categorie un po' più giovani. Ricordo ancora una volta che a seguire scenderanno in campo Dribbling Marsala e Costa Gaià Adelcam, che stanno arrivando alla spicciolata naturalmente
non tanto per la Fortitudo quanto per la formazione di Marsala. Comunque un viaggetto non di poco conto. Possiamo vedere ovviamente anche in sovraimpressione gli sponsor che stanno patrocinando l'evento e di cui anche Sportisi si freggia in quanto media partner dell'evento, così come era accaduto per il Memorial Carmelo Bongiorno, che abbiamo seguito a dicembre con grande interesse. Qui la palla salvata che viene messa fuori. Gioca la palla il Costa Gaia, ricordo a favore di chi non è ancora informato sulle modalità dell'evento, si giocheranno 2 tempi da 20 minuti ciascuno, quindi i ragazzi avranno 80 minuti complessivi per poter giocare e divertirsi in questo venerdì santo, in questa antivigilia di Pasqua, tutta all'insegna del calcio. Naturalmente ragazzi che hanno già ultimato i propri campionati e che si sono concessi attraverso le società, attraverso l'organizzazione dell'evento, in particolare la Fotosportiva, che è società organizzatrice di questa Topolino Cup, anche per quest'anno si sono concessi questo prolungamento della stagione, il tutto ovviamente in attesa della fine della scuola, dell'estate, delle vacanze. Vediamo ragazzi nati nel 2011, quindi tutti impegnati nella scuola media, dagli 11 ai 12 anni. Qui prova ad attaccare senza successo il Costa Gaia del Camalola Team Calcio, che si spinge avanti con questa conclusione. C'è il miracolo del portiere del Costa Gaia, calcio d'angolo, quella che è in un certo senso la prima emozione di un certo tipo del match, arrivata dopo circa 8 minuti di gioco e con l'angolo battuto dal Team Calcio. Seguiamolo attentamente, con la palla scodellata, non arriva nemmeno allo specchio della porta e dunque chance che se ne va per il Team Calcio, che dunque adesso torna in difesa su questo giro palla che inizia dalla retrovia, non può essere altrimenti viste le dimensioni del terreno di gioco. Recupera palletti in calcio, altre cose il mister approva e applaude le giocate, un calcio che ricordo che fa parte della galassia di società giovanili satellite del Palermo Football Club, quindi è come se fosse quasi la squadra di casa, quella in maglia rosa. C'è l'avanzata intanto ancora del Team Calcio, con la palla recuperata anche grazie ad un rimpallo, poi ancora messa fuori e ancora tiro dalla bandierina per i ragazzi in rosanero. Naturalmente non aspettatevi, come è giusto che sia e come è naturale che sia, la classica telecronaca con analisi. Del resto dico, parliamo pur sempre di un evento tendente all'amatoriale, naturalmente, per quanto ci piaccia vedere ragazzi in campo anche in queste circostanze. Intanto attacca in contropiede il Costa Gaia del Cam, che si porta in vantaggio 1-0 per la squadra alcamese, che forse anche un pizzichino a sorpresa per quello che si stava vedendo in campo. Sblocca la gara, siamo al 10° minuto, quindi esattamente a metà del primo tempo. Il Costa Gaia del Cam sblocca il risultato. E dunque cambia il parziale.
Intanto c'è un piccolo stop alla partita. Momento di suspense per tante cose successivo al gol realizzato dal Costagaia. Tutto fermo, attendiamo anche noi di sapere cosa sta accadendo. Chiaramente da qui è un po' complicato saperlo. Addirittura i ragazzi del Costagaia stanno uscendo dal campo. Scopriamo qualcosa in più. Tanto ringrazio il sempre prezioso Federico Serra da Bordocampo, quasi un bordocampista vero e proprio. Piccolo problema al polso di uno dei ragazzi in campo da stabilire chi. Tanto gioco che si ferma. C'è un po' di apprensione, a dire la verità. Probabilmente un ragazzo del Costagaia del Camma a giudicare da quello che è il body language anche dei ragazzi delle due squadre. C'è il mister della Team Calcio che sta impartendo indicazioni, mentre i ragazzi del Costagaia sono tutti praticamente affacciati, se non addirittura nella zona delle operazioni. Quindi noi andiamo un po' a capire cosa è successo. Intanto è arrivato anche l'arbitro della seconda sfida. Proviamo a fare un po' una piccola cronaca, anche se in realtà non sta succedendo molto, a voler essere sinceri. Anzi, non sta letteralmente succedendo nulla purtroppo, ma ripeto, per quella che è la situazione, le due formazioni sono adesso al centro del campo. Li mostriamo i ragazzi in campo, sullo sfondo sempre la situazione. Vi preannunciamo che in coincidenza con la seconda partita effettueremo uno switch, quindi in quanto passeremo al piano di sotto in un certo senso. Passeremo al piano di sotto, passeremo a pelo d'erba per raccontare la seconda semifinale, anche per viverla un po' più da vicino, a contatto con i ragazzi in campo, e poi ovviamente le due finali. Ricordo che interromperemo la trasmissione qui del Santo Canale dopo il fischio finale della seconda semifinale, poi torneremo live per le finali
ricordo ancora una volta, altre cose, il caso ha voluto, la sorte ha voluto che questo piccolo problema, piccolo per modo di dire, ovviamente auguriamo al ragazzo di non essersi fatto nulla di particolarmente grave, l'infortunio è arrivato proprio in coincidenza con il gol segnato dal Costagaia. Ricordo ancora una volta, prima semifinale di questo torneino riservato ai ragazzi nati nel 2011, ragazzi appartenenti alla categoria esordienti. Prima semifinale che sta mettendo di fronte il Team Calcio Costagaia col parziale di 0-1. Seconda semifinale che metterà di fronte invece il Dribbling Marsala e la Fortitudo Bagheria. Ricordiamo, prima si affronteranno le perdenti delle due semifinali nella finalina terzo e quarto posto, e poi finale primo secondo posto che assegnerà il titolo di questa nuova edizione della Topolino Cup. Ricordo, evento organizzato dalla Fotosportiva con tutti i partner che state vedendo. Sembra che si stia per cominciare dopo un po' di sosta. Siamo fermi da quasi 10 minuti. Questo chiaramente non giova particolarmente alle tempistiche di svolgimento di questa fase finale della Topolino Cup, ma d'altro canto bisogna anche rendersi conto che la salute prima di tutto, soprattutto quando un ragazzo di 11-12 anni si fa male al polso, soprattutto in base a quello che c'è stato riferito. Si riprende. E c'è subito il gol del 2-0 del Costagaia, pronti via subito il raddoppio. Intanto vi aggiorno su quella che è stata la situazione. La situazione che praticamente ha portato un ragazzo del Team Calcio, in occasione di una semirovesciata effettuata prima del gol, a dire la verità,
si è andato giù male con una delle due mani e si è fatto male al polso. Speriamo, ribadisco, nulla di grave. In ogni caso torna ad attaccare proprio il team calcio con questa conclusione parata, e Costagaglia con questi due gol praticamente ha chiuso una specie di time out particolarmente lungo, l'intervallo prima dell'intervallo potremmo dire, mentre qui intanto altra conclusione parata, questa volta più facilmente. Adesso staremo a vedere anche quale sarà la gestione delle tempistiche, perché i ragazzi hanno giocato 10 minuti per star fermi, altri 10, e tra 10 minuti si fermeranno, anzi qualcosa in meno, si fermeranno di nuovo, quindi vedremo anche se il direttore di gara farà giocare di fila, ma lo dubito visto che il regolamento parla chiaro. C'è un calcio di punizione per il Costagaglia con il tentativo addirittura verso la porta che stava per diventare un cross. Attenzione sul rimbalzo, buona la chiusura e palla in calcio d'angolo per il Costagaglia del Campo, che sta giocando molto bene, va detto. E adesso effettuerà anche il calcio d'angolo. Chiamato lo schema, palla che spiove verso l'area di rigore, serie di batti e ribatti, poi arriva il tiro ribattuto, poi altro tentativo respinto, calcio d'angolo, un altro ragazzo del team calcio a terra. L'altro calcio d'angolo, ovviamente il secondo consecutivo. Altra battuta, questa volta corta per uno schema, ribatte di testa la difesa del team calcio. Ancora Costagaglia in possesso, ma c'è una palla recuperata. Fallo, poi calcio di punizione per la squadra rosanero, che ricordo, come potete vedere anche in grafica, è sotto di 2 gol. C'è il fischio, la battuta a spiovere, facile per il portiere. Palla subito rimessa in gioco dalla Costagaglia, che ripeto sta giocando molto bene questa mattina. Occhio a questa palombella che si insacca, gran gol. E 3-0, grandissimo gol, veramente molto molto bello, che vale il 3-0 per il Costagaglia, e poi la festa. Dopo il gol del 3-0, che spinge sempre di più. Il Costagaglia verso la finale. È vero che c'è ancora tanto da giocare, non fatevi ingannare dal fatto che siamo in diretta da 25 minuti praticamente, perché 10 minuti siamo stati fermi, quindi un quarto d'ora. Vedremo anche se il direttore di gara farà giocare o se si atterrà al regolamento. Vedremo ovviamente anche quali saranno state le eventuali decisioni. Calcio di punizione intanto per il team calcio. Pallone che spiova verso la porta senza problemi. Il portiere della team calcio che si accartoccia
mentre intanto arriva, vi aggiorno anche sulla situazione del ragazzo del team calcio infortunato sia al polso. È arrivata anche l'ambulanza per portarlo presumibilmente al pronto soccorso. Ripeto, il problema riguarda il polso, nulla di grave, nulla di brutto dal punto di vista della salute. Il ragazzo sta bene, soltanto polso sinistro malconcio, speriamo. Intanto palla giocata per vie centrali dal team calcio, che poi va anche a recuperare sulla seconda palla. Altro tentativo col cross respinto, calcio d'angolo. Ci provano i ragazzi in rosanero a tornare in corsa. La battuta del calcio d'angolo, primo palo, allontanata. Poi ancora il team calcio che ci prova, altra deviazione, altro calcio d'angolo. La battuta ancora, c'è la deviazione, la palla che però esce fuori. Forse poca convinzione nella giocata davanti la porta, e quindi occasione per il team calcio di accorciare le distanze. Tanto si porta in avanti ancora il Costaglia con questa palla inseguita, tenuta in campo. Poi buona la chiusura da parte dei ragazzi del team calcio, ma è ancora in avanti la squadra in maglia gialla con questo cross ancora respinto e poi allontanato. Altra rimessa qualche metro più indietro per la squadra che è in vantaggio, ricordo, per 3-0. Mentre intanto un'ambulanza, come lo vedete anche sullo sfondo, sta lasciando il centro sportivo Santo Canale. Direttore di gara che pone fine al primo tempo, 3-0 in favore di un Costaglia dal campo fin qui straripante. Qualche piccolo minuto di break, poi si riprende.
Direttore di gara che richiama in campo le squadre. Secondo tempo di Team Calcio Costa Gaiata, il campo, ricordo il parziale di 3-0 a favore dei ragazzi alcamesi. Tra l'altro voglio anche rassicurare sulle condizioni del ragazzo del Team Calcio costretto ad uscire dal campo e anche a essere trasportato in ambulanza. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso più vicino, ovvero sia quello di Villa Sofia, per controlli al polso. Si spera ovviamente nulla di grave, la cosa più importante è che stia bene a livello di salute, nulla di particolarmente grave. Veniamo al secondo tempo. Alla fine le tempistiche si sono andate a, diciamo, ad equiparare rispetto a quella che era, quello che era la tempistica di inizio dell'evento, quindi con per via ovviamente della sospensione inevitabile, visto il problema al polso del ragazzo del Team Calcio. Inizia il secondo tempo di questa prima semifinale della Topolino Cup, con il pallone gestito subito dalla squadra in maglia gialla che ricomincia dalle retrovie. Non deve passare sull'esterno, Peppe. Francesco! In orizzontale mai! Gioca davanti! Dai, Intanto vi ho lasciato anche un po' di Giacomino, dai! real audio, in un certo senso di ambientale, anche per farvi gustare quello che è il clima che si respira. Sì, indicazioni più in maniera più o meno energica. È chiaro che sono ragazzi che si stanno formando, ragazzi di 11-12 anni che a breve si avvicineranno anche alle categorie un po' più grandi come i giovanissimi, e quindi iniziare a giocare anche campionati di un certo spessore per arrivare chissà un giorno al calcio dei grandi, al calcio che conta. Intanto pallone recuperato dal Team Calcio che avanza, e poi la scivolata. Tanto arrivano alla spicciolata i ragazzi della Fortitudo Bagheria, che saranno protagonisti della seconda semifinale. Occhio qui alla battuta del calcio d'angolo, allontanata. Costa Gaia che cerca di recuperare, mette in fallo laterale. L'arbitro ha fischiato un calcio di punizione in favore della formazione rosanero. È arrivata anche la dribbling Marsala. C'è il fischio, la battuta sul secondo palo, buona qui la parata. La giocata in avanti, intercetta il Team Calcio che però non riesce a recuperare il pallone. Allora rimessa nella zona centrale del campo per la Costa Gaià del CAM, che sta per iniziare a intravedere il traguardo. C'è ancora qualche minuto da giocare, circa un quarto d'ora, ma il punteggio sorride ampiamente
I ragazzi in maglia gialla e qui attaccano, conquistano un... no, non conquistano un calcio d'angolo. Si riparte dal fondo. Bravo Peppe, bravo. Dai, Gary! Gary! Calma Mattia, Mattia! Lasciala! Mattia! Gary, aiutali, no? Mattia, digli che sta calmo. La battuta. Poi recupera ancora la palla il team calcio e può addirittura distendersi in ripartenza. C'è spazio per attaccare, rientra però bene la difesa della squadra alcamese. Poi ancora team calcio in possesso. Cerca la giocata sulla sinistra, altra chiusura in calcio d'angolo. Ancora una palla messa fuori. Altro giro dalla bandierina. Con la team calcio che già al primo tempo sta collezionando tanti calci d'angolo. Qui la battuta, pallone rimane in area, lo allontana ed esce anche in ripartenza, palla al piede per un attimo soltanto. Il Costa Gaia del altra battuta verso l'area, allontanata. Poi tentativo piazzato, gran parata del portiere del Costa Gaia, che qui vola letteralmente a salvare. Rimessa per il team calcio che ha iniziato meglio il secondo tempo. È chiaro che gli episodi in questa partita hanno fatto la differenza, perché punteggio un po' ampio rispetto a quello che si è visto, a quello che è il grado di equilibrio da una parte e dall'altra. Qui altra conclusione, parata non perfettamente dal portiere del team calcio, che poi salva sul riflesso e ad un passo addirittura dal quarto gol. La formazione in maglia gialla. Lascialo stare, Mattia! Arbitro! Che fai? Una protesta da parte del tecnico della Costa Gaia del Cam. Poi altra respinta e dovrebbe essere calcio d'angolo, sì, per Costa Gaia del Cam, mentre intensificano il riscaldamento delle due squadre. Quindi di fatto in questo momento c'è in campo tutte e quattro le formazioni. Allontana intanto la difesa del team calcio su questo calcio d'angolo, poi batti e ribatti, prova ad arrivare sulla sfera ancora la formazione in maglia rosa e insiste. Il passaggio non trova compagni liberi, butta via però il pallone il Costa Gaia del Cam. Allora prova a ripartire il team calcio, ma ancora una volta la ribattuta finisce dove c'è i ragazzi in maglia gialla, che guadagnano un buon fallo laterale. Ci avviciniamo alla metà, siamo all'8° minuto del secondo tempo, sempre 3-0. Pallone nel mucchio. Tanto qui attenzione, perché stava per rubare palla il Costa Gaia del Cam, direttore di gara, che ovviamente ha fermato il gioco. Doveva ancora effettuare la battuta della rimessa. La
formazione rosanero, con un po' di confusione in questi ultimi minuti in campo. Un calcio che adesso può ripartire. Qui cercata la sponda, che però non arriva a destinazione. Ancora Team Calcio che prova a recuperare ma non riesce però ad uscire da una situazione complicata. Costagaglia che prova ad attaccare, tiro un po' sporco che si perde direttamente sul fondo. Ancora un recupero palla da parte del Team Calcio che ci sta provando a riaprire la partita, però ancora una volta Costagaglia del campo che ha qualcosa in più e recupera anche questa palla, poi si lotta a ridosso della linea laterale. Controllo che non riesce agli attaccanti in maglia gialla, che però poi tornano sulla sfera. Si lotta per la palla allontanata, ma nuovamente è la difesa, diciamo ospite, ad avere la meglio. C'è un fischio in favore del Team Calcio. Peppe, ti voglio un po' più cattivo, un po' più deciso a centrocampo, dai, dai. Peppe, fidati. La battuta di questo calcio di punizione con la palla che spiove verso la porta, controllato senza problemi dal portiere del Costagaglia. Siamo a metà del secondo tempo. Lasciatelo tranquillo, Mattia. Occhio al rinvio, Peppe, siete troppo alti. Tienila, Matteo, tienila. Matteo, tienila. Bravo, Damiano. Qui palla recuperata molto bene dal Team Calcio che cerca di uscire, palla al piede, ce l'ha giocata molto buona, ma ancora sono i difensori del Costagaglia del Camma ad avere la meglio nei 1 contro 1, nei contrasti. Di palle gol vere e proprie negli ultimi metri di campo il Team Calcio non ne ha costruite, soprattutto per merito dei difensori avversari, tant'è che la conclusione più pericolosa è arrivata con un tiro dalla lunga distanza sulla quale il portiere ha anche effettuato una grande parata. Occhio ancora alla Costagaglia che adesso si distende, cerca di liberarsi per la conclusione, poi ottima qui la giocata fuori gioco. Tanto si perde qualche secondo per la ripresa del gioco. Allontanato, poi il portiere del Team Calcio che fa sua la sfera. Come vedete si gioca di fatto su metà del campo a 11 per così dire. Sono queste le distanze, sono questi gli spazi occupati dai ragazzi degli esordienti, la categoria esordienti almeno per quella che è la categoria. Ovviamente quando ci sarà il passaggio ai giovanissimi cambierà qualcosa, si passerà inevitabilmente al campo a dimensioni regolamentari, anche per avere un primo assaggio di apertura di virgolette calcio vero, chiusura di virgolette. C'è un calcio di punizione per Costagaglia del Cam. La battuta respinge il portiere, poi c'è un altro tentativo, palla che rimane lì allontanata dalla difesa del Team Calcio, che poi fa un po' di fatica a uscire
dalla propria area di rigore. E poi pallone allontanato, escono tante maglie rosa, vediamo se c'è spazio per la ripartenza. Esce palla al piede del team calcio, occhio a questa palla sulla corsa, può essere buona, viene tenuta in campo, guadagna calcio d'angolo, guadagna il massimo qui. Battuta del calcio d'angolo, l'uscita del portiere del Costa Gaia, senza dubbio uno dei migliori in campo a dispetto del risultato. Ragazzo che sta dando anche tanta sicurezza ai propri compagni della retroguardia. E allora provano i ragazzi in maglia gialla a ripartire dall'altra parte, ma c'è stato il recupero. Guarda il team calcio che non molla, che ci sta provando fino alla fine. Qui bella questa palla a scavalcare, il servizio dentro che diventa un tiro e palla fuori. Pallone rimesso in gioco dalla Costa Gaia del Cam, che agli ultimi 5 minuti prima della chiusura di questa semifinale, team calcio che sta effettuando l'ultimo sforzo e guadagna questo calcio di punizione molto interessante. C'è calcio di punizione, 3 ragazzi in barriera per il Costa Gaia. La battuta sul primo palo, fuori di pochissimo. Qui credo a questo punto che il team calcio meriti quantomeno di terminare con un gol la sua semifinale. Mentre intanto ovviamente è il team calcio a essere in vantaggio. Qui c'è stato un chiaro errore grafico e di punteggio del quale vi chiediamo umilmente scusa. Sono i ragazzi del team calcio in maglia gialla a essere in vantaggio per 3-0. Il Costa Gaia del Cam che, come abbiamo detto anche in precedenza nel corso del primo tempo, essere squadra facente parte del gruppo del Palermo. Intanto c'è l'attacco, la palla messa in fallo laterale. Attacca il team calcio che vuole così suggellare la vittoria. Gli chiediamo nuovamente scusa ovviamente per quelli che volevano, anche per quelli che ce l'hanno segnalato, ripeto,
piccolo errore, piccolo, neanche tanto in realtà, a livello grafico. Dunque di un calcio che adesso cerca di attaccare, conclusione, che si perde fuori. Direttore di gara che fischia, punizione per il Costagaia. Bravo Giacomo, bravo, buona posizione, bravo. Letto, tira, centrale. Ricordo che seguiremo da qui anche la seconda semifinale, quella che partirà tra pochi minuti. Ormai siamo a ridosso della fine della prima, che sta vedendo trionfare il Team Calcio 3-0 contro il Costagaia del Cam. C'è un fallo e una punizione ancora per il Team Calcio. Ultime indicazioni per le due protagoniste della seconda semifinale, ovvero sia, ripeto, Dribbling Marsala e Fortitudo Bagheria, con il Team Calcio che si metterà lì in attesa di conoscere la sua rivale. La battuta, la palla che esce fuori di poco. Ancora Team Calcio che prova a recuperare l'ennesimo pallone. C'è la fuga sulla sinistra, il cross al centro, intercettato. Poi forse un tocco col braccio, sì. Calcio di punizione per il Costagaia del Cam, che ci ha provato in questo secondo tempo a ridurre il gap. A mio parere, ripeto, un gol l'avrebbe anche meritato. Passivo pesante, forse troppo. Vittoria meritata, ma risultato un po' troppo ampio. Costagaia a quanto meno cerca di chiudere con l'onore delle armi questa partita. Qui rimessa proprio per la squadra in maglia rosa. L'arbitro fischia. Punizione proprio per i rosa. Uomini in barriera, c'è il fischio, la battuta questa volta al secondo palo con la palla che esce, e direttore di gara che pone fine alla partita. E il Team Calcio, la squadra prima finalista della Topolino Cup, vittoria per 3-0 contro il Costagaia del Cam. Vittoria maturata con 2 gol nel primo tempo e poi, anzi, 3 gol tutti nel primo tempo, tutti molto molto belli a dire la verità. Tanto strette di mano, grande sportività, come giusto che sia in queste circostanze. Noi restiamo ovviamente collegati col Santo Canale, voi non andate via perché tra un paio di minuti ci sarà la seconda semifinale, quella che metterà di fronte il Dribbling Marsala e la Fortitudo Bagheria. Vi invitiamo a restare con noi.
Rientriamo perché sono pronte la Dribbling Marsala e la Fortitudo Bagheria per la seconda semifinale della Topolino Cup. Ricordo ancora una volta, torneo riservato alla categoria esordienti, quindi ragazzi nati nel 2011, partita che sta per cominciare. Tanto si sincera dei due portieri il direttore di gara e poi si parte con il secondo tempo. Con la seconda semifinale, non con il secondo tempo, perdonatemi. Tra altre cose siamo con un leggerissimo ritardo, ma ci sta. Purtroppo la situazione che ha riguardato il ragazzo della Costa Caiata, il CAM, ha portato ad un leggero ritardo sullo svolgimento regolare delle partite. La partita è rimasta ferma per circa 10 minuti, che di fatto sono i 10 minuti che ci hanno portato a questo leggero ritardo. Andiamo allora al racconto di questa seconda semifinale. Come detto, come vedete anche in sovraimpressione, mette di fronte Dribbling Marsala, maglia grigia, pantaloncini e calzettoni rossi, contro la Fortitudo Bagheria nella sua classica mise, maglia rossa, pantaloncini e calzettoni blu. Intanto attenzione proprio all'attacco da parte della Dribbling Marsala. Recupera il portiere del Fortitudo Bagheria, costretto a indossare la casacca probabilmente per possibile mancata distinzione con gli altri elementi in campo dall'una e dall'altra parte. C'è un fallo laterale per la Fortitudo. Intanto pallone recuperato, non c'è fischio in favore della Fortitudo. Intanto la palla controllata, allontanata ancora dalla Dribbling, che poi per un attimo ritrova anche il pallone. Ricordo, per chi si fosse messo in visione in ascolto soltanto ora, che intanto c'è un fischio in favore della squadra marsalese. Ricordo che la prima semifinale ha visto la vittoria del Team Calcio 3-0 contro il Costa Caiata. Qui c'è un fischio, un calcio di punizione in favore ancora della Dribbling Marsala.
Intanto attenzione al salvataggio del portiere della Fortitudo su questa battuta. Palla che arriva ancora al limite, Fortitudo che cerca di uscire palla al piede, non ci riesce però. Poi attenzione alla fuga sulla sinistra con la palla che sorvola la traversa, dribbling che ci prova. Intanto avanza. Fallo laterale per la dribbling Marsala. Primi 6 minuti del primo tempo sempre 0-0. Ricordo ancora una volta che ad aspettare la vincente in una partita che si giocherà tra un paio d'ore circa sarà il Team Calcio che ha battuto 3-0 il Costa Gaià del CAM. Chi invece perderà affronterà il Costa Gaià del CAM appunto nella finalina, che invece giocherà a seguire dopo questo incontro di questo bellissimo evento riservato ai ragazzi degli esordienti del 2011. Tanto Fortitudo Bagheria che attacca, pallone messo in avanti, attenzione ancora all'inserimento, chiude la difesa della dribbling. E angolo. Pallone in mezzo, si lotta ancora, Fortitudo che cerca di calciare, poi altro tiro ribattuto, pallone che rimane lì, il cross allontanato. Tanto molto gentili i ragazzi del Team Calcio che sono venuti a sincerare del punteggio. Ribadiamo ancora una volta un errore grafico, un piccolo bug a livello grafico che ha portato ad aggiornare la sezione di punteggio relativa al Costa Gaià e non quella relativa al Team Calcio. Di fatto è invertito i fattori, ma il risultato cambia e come. Intanto attenzione alla Fortitudo che cerca di liberarsi, si riparte al fondo. Avanzata ancora della dribbling Marsala con questo lancio, recupera la Fortitudo. Il recupero e la palla lanciata in avanti, controllata dal portiere del dribbling Marsala. Primi 8 minuti, occasione importante l'hanno avuta proprio i ragazzi in maglia grigia. Intanto conclusione deviata. Pallone lanciato in avanti, rimessa per la Fortitudo.
Pallone messo fuori. E palla messa fuori. Pallone allontanato adesso. Prova a inseguirlo là, dribbling. Tanto c'è un problema per un ragazzo della Fortitudo, il direttore di gara che ha fermato il gioco, è arrivato anche il mister della squadra bagherese. Questo è un altro piccolo incidente di percorso. Ricordiamo che già nel corso della prima semifinale c'è stato un problema per un ragazzo della Costa Gaià del CAM. Riprende il gioco per fortuna, si rialza il ragazzo della Fortitudo, pallone che intanto arriva in area di rigore. Sono trascorsi quasi 13 minuti all'inizio del primo tempo, 0-0 per questa seconda semifinale tra Dribbling Marsala e Fortitudo Bagheria. Seconda semifinale della Topolino Cup, evento, ricordo, organizzato anche quest'anno dalla Fotosportiva, con il patrocinio, come state anche vedendo in sovraimpressione, dei tanti partner che hanno deciso di affiancare, che hanno deciso di dare fiducia a questo bellissimo evento, che anche quest'anno ricade nella settimana che precede la festività pasquale e di cui anche noi di Sportisili ci fregiamo di essere partner dal punto di vista multimediale, insieme ovviamente a Federico Serra, che sta scattando le sue proverbiali foto che vedrete ovviamente online sulla pagina Facebook della Fotosportiva, mentre sul canale YouTube di Sportisili state vedendo le due semifinali e vedrete anche le finali, prima la terza e quarto posto con Costa Gaià del CAM che attende la squadra che uscirà sconfitta da questo incontro, e poi la finale primo e secondo posto, la finale per il titolo, in cui la vincente tra Dribbling Marsala e Fortitudo Bagheria porterà il guanto di sfida al Team Calcio. Mentre invece sulla pagina Facebook di Sportisili, ve lo preannuncio già adesso, potrete assistere alla premiazione che avverrà presumibilmente pochissimi minuti dopo.
Tanto attacca la Fortitudo Bagheria. Anzi, scusate, attacca la Dribbling Marsala prima di commettere altre sbavature come quella della prima gara. Riconquista col suo portiere la palla la Dribbling Marsala. Calcio di punizione. La battuta non riesce a correggere in porta la Dribbling Marsala. Intanto cerca in qualche modo di uscire la Fortitudo, che si è presentata a tu per tu col portiere, brava, però la difesa della squadra in maglia grigia a recuperare, ma ancora la compagine bagherese. Il wing Marsala che prova a disimpegnare, lo fa bene. Buono il dribbling con, non a caso, una squadra che si chiama dribbling in questo caso riesce a disimpegnare con la proverbiale giocata che dà il nome proprio alla società. Tanto altra palla a disposizione della Fortitudo, calcio di punizione per la squadra in maglia rossa. Scocca adesso il 18esimo, quindi gli ultimi 2 minuti del primo tempo, decisamente meno emozionante, sicuramente più equilibrata la seconda semifinale, almeno fino a questo momento. Siamo quasi a metà, siamo quasi al giro di boa. Battuta messa fuori. Dribbling che cerca di ripartire in una delle ultime palle del primo tempo. Qui occhio alla ripartenza ancora della Fortitudo, che propone questa palla sopra la traversa.
Battuta lunga, deviata, ancora Fortitudo in pressione, sta cercando di chiudere in attacco il primo tempo la squadra in maglia rossa, non riuscendo però a trovare la via del gol. Lancia in avanti, dribbling Marsala che però non riesce ad uscire. La conclusione respinta dalla difesa. Poi Fortitudo che ritrova il pallone. Qui c'è l'ottima uscita del portiere che poi fa sua la palla proprio a ridosso della fine del primo tempo. Siamo nel corso del 20°, ricordo 2 frazioni da 20 minuti ciascuna. E poi eventuali tiri di rigore in caso di parità. Fortitudo che gestisce palla, sta giocando meglio in questi ultimi 4-5 minuti la squadra bagherese, che qui crea ancora i presupposti per un'azione offensiva. C'è il tentativo respinto, poi palla ancora lì vicino alla porta, chiude però con grande energia la difesa della dribbling. Poi ancora Fortitudo che attacca, palla in mezzo, diventa un tiro smanacciato dal portiere che poi prova ad andare in uscita, non ce la fa. Ancora Fortitudo che pressa, direttore di gara che ha già il fischietto in bocca per la fine del primo tempo. Probabilmente farà completare questa azione. Buona qui ancora la respinta del portiere, allontana la dribbling che cerca anche di uscire, ma ancora i ragazzi bagheresi a recuperare solo per un attimo però. Palla però poi calciata in avanti, esce bene il portiere della Fortitudo che la mette nella porta sbagliata, quella che oggi non serve. È il direttore di gara che pone fine al primo tempo. 0-0 tra dribbling Marsala e Fortitudo Bagheria, un paio di minuti di break e poi secondo tempo.
Rientriamo live proprio mentre la Fortitudo Bagheria passa in vantaggio 1-0 in favore della squadra rosso-blu, che dunque sblocca proprio dopo pochi secondi dal fischio d'inizio la partita. Avevo detto di un primo tempo molto equilibrato che trova il suo primo colpo di scena con la rete dell'1-0. Se possiamo parlare di squadra che più di tutte ha meritato o sta meritando ai punti, come si dice in questi casi, di essere in vantaggio, è proprio quella Fortitudina, che qui la dribbling Marsala ha più che altro resistito agli assalti, soprattutto arrivati negli ultimi 5 minuti del primo tempo, in cui tante palle gol vere o potenziali sono arrivate per marca Fortitudo. Avanza intanto la Fortitudo Bagheria, che non è sazia, vuole subito cercare di massimizzare i suoi sforzi e andare a cercare il raddoppio. Qui con questa conclusione bloccata però dal portiere della dribbling che a questo punto è chiamato a reagire, perché il gol dell'1-0 costringe a cambiare qualcosa. Intanto c'è un giocatore della dribbling a terra, calcia la Fortitudo, palla fuori. Intanto altra palla recuperata dalla Fortitudo, decisamente più in palla in questo secondo tempo rispetto agli avversari. Eravamo accorti già alla fine del primo tempo, avevo già detto prima. Intanto ancora l'uscita del portiere della dribbling. Ancora Fortitudo che avanza, palla in mezzo, deviazione. Ancora formazione bagherese che recupera il pallone, cerca ancora una volta di amministrare il pallone, soprattutto il punteggio. Palla verso l'area, allontanata in malo modo dalla difesa marsalese, che poi cerca di recuperare ma non ci riesce. Palla in mezzo, calcio d'angolo. Pallone nel mucchio, allontanato, ma ancora Fortitudo che attacca col secondo cross, questa volta fuori misura. Palla adesso è gestita dalla dribbling, cerca di ripartire, ma ancora una volta la difesa della Fortitudo fa buona guardia. A mio parere vittoria meritata fin qui per la formazione bagherese, che qui però concede un fallo laterale.
Punizione dribbling con la palla che arriva negli ultimi metri di campo, chiude bene la difesa della Fortitudo che cerca di uscire e poi il fallo e il calcio di punizione. 6 minuti nel secondo tempo, 14 dunque da giocare. Ricordo ancora una volta che chi vince questa partita andrà a riposare per un'oretta, per una cinquantina di minuti e poi giocherà la finale contro il Team Calcio. Invece chi perde rimane in campo per giocarsi il terzo e il quarto posto contro il Costa Gaià del campo. Vedremo dunque a questo punto se saranno due sfide tra formazioni della stessa provincia. Punizione per la dribbling Marsala. 8 minuti giocati, 12 da giocare. Rimessa ancora per la squadra marsalese. La palla messa in mezzo, allontana la difesa della Fortitudo che poi prova ad uscire ma non riesce. Allora ancora dribbling Marsala che attacca questa giocata al limite dell'area di rigore, chiude ancora la Fortitudo che però nuovamente sbatte sul muro dei grigi. Poi la scivolata dura ma regolare, l'arbitro fischia, però il fallo. Intanto attenzione al salvataggio. E calcio d'angolo per la dribbling Marsala che come d'incanto trova le forze, trova le energie. E la battuta dell'angolo, allontanata di testa, poi ancora la Fortitudo che commette un fallo secondo l'arbitro. Calcio di punizione dribbling.
E dunque punizione per la dribbling Bagheria con la battuta col sinistro quando siamo esattamente a metà del secondo tempo, quindi partita che potrebbe arricchirsi di un nuovo elemento. La battuta, lo schema per il tiro ancora ribattuto e la Fortitudo che riesce a liberare, ma ancora dribbling che attacca a testa bassa la squadra marsalese, che sta forse cogliendo di sorpresa una Fortitudo che invece adesso prova a ripartire, chiude però bene la squadra in maglia grigia. Pallone ancora lottato, c'è il cross che attraversa tutto lo specchio, lo controlla il portiere. Riparte la Fortitudo dopo lo scampato pericolo, 12 minuti giocati. È sempre, anzi quasi 13 ormai, è sempre punteggio che sorride alla squadra bagherese, che ha un po' sofferto nei 2-3 minuti precedenti che vi abbiamo raccontato. Qui ancora attacca però la Fortitudo con questa azione sulla sinistra, il tiro, uscita del portiere, molto bravo. Poi il cross allontanato, tentativo di sforbiciata, pallone che rimane lì, allontana per un attimo la difesa della dribbling e poi spazza definitivamente, allontanando il pericolo. Del resto, in dimensioni così piccole ci può stare che una situazione, anche l'inerzia di una partita, possa cambiare rapidamente. Per i primi 6-7 minuti abbiamo visto del secondo tempo, ovviamente abbiamo visto la Fortitudo che intanto ha sbloccato la partita, poi è cresciuta costantemente di tono. Intanto attenzione, proprio la Fortitudo che va in ripartenza, viene fermato però il numero 7 della squadra rossoblu, che poi attacca ancora. Il cross allontanato soltanto parzialmente, ma attenzione a questa opportunità, posizione regolare, tiro che si perde sopra la traversa, opportunità enorme per il 2-0 della Fortitudo, che se avesse segnato questo gol a poco più di 5 minuti dal triplice fischio avrebbe posto una seria ipoteca sulla vittoria, e invece siamo ancora sul risultato di 1-0. Qui attenzione al movimento ancora sulla sinistra, Fortitudo che attacca nuovamente, tiro che trova la via della rete, 2-0 per la Fortitudo Bagheria, che dunque allunga nel punteggio. Mancano al mio cronometro poco meno di 5 minuti alla fine, e gol che potrebbe risultare decisivo per la conquista di un posto in finale. Con intanto vediamo la Costa Adelcam che si porta nei pressi del terreno di gioco per la finalina, terzo quarto posto. Qui intanto tiro ribattuto, ancora Fortitudo che ci prova, sta cercando di legittimare definitivamente la vittoria, anche perché la dribbling marsala in questa fase si sta limitando ad allontanare la minaccia. Brava la squadra bagherese a gestire i ritmi della partita.
qui prova, senza però successo, ad uscire la squadra in maglia grigia che ci ha messo tanto impegno, ha subito, soprattutto negli ultimi 5 minuti del primo tempo, l'iniziativa della Fortitudo, iniziativa che poi in avvio di ripresa è sfociata nel gol dell'1-0. Intanto conclusione deviata e palla che finisce fuori. E angolo battuto sul primo palo, in qualche modo provano a salvare e l'arbitro dice che è gol, ed effettivamente era gol, effettivamente era entrata la palla. 2-1, attenzione perché rischia di riaprirsi questa seconda semifinale. Gol della dribbling Marsala direttamente da calcio d'angolo. Potremmo parlare di gol olimpico, ma ci atteniamo a definizioni un po' più così, un po' più terrestri, visto che tante cose, campo più piccolo, tante cose c'è stata una piccola incertezza. Non ci sbilanciamo più di tanto. 2-1 con circa 2 minuti ancora da giocare. Intanto si riattivano o meglio si riattiva più che altro la Costa Cagliadelcam, visto che l'altra squadra è attualmente in campo. E attenzione perché non è ancora finita la partita. Ricordiamo che se dovesse arrivare quello che sarebbe un clamoroso pareggio, più nella forma che per i reali meriti, si dovrebbe andare ai calci di rigore. È ancora tutto da scrivere, ma la Fortitudo prova a gestire. C'è però un calcio di punizione in favore della dribbling Marsala, che ci sta provando fino alla fine, quindi ancora più onorevole l'atteggiamento della formazione in maglia grigia, che guadagna questo calcio di punizione. Al mio cronometro ci avviciniamo all'inizio dell'ultimo minuto di gioco, dei 40. Qui c'è l'anticipo da parte dei difensori della Fortitudo, in particolare Pellitteri, che mette in fallo laterale. La rimessa battuta. Qui cerca di liberarsi per il tiro che viene ribattuto ancora, si lotta su tutti i palloni, allontana ancora la Fortitudo. C'è un ragazzo della dribbling a terra. Sta giocando il recupero intanto, detto dalla viva voce dell'arbitro, dovrebbe essere palla. Si gioca per altri 120 secondi. Questa intensa semifinale, seconda semifinale della Topolino Cup tra gli esordienti di dribbling Marsala e Fortitudo Bagheria. Rientra intanto il ragazzo che era rimasto contuso nella squadra marsalese, nella squadra in maglia grigia, che qui cerca di rilanciare in avanti il pallone. Arriva il portiere, anticipato però da un suo compagno, la palla va fuori, anzi la tiene in campo la squadra in maglia grigia, e cerca di dribblare ancora Pellitteri a chiudere. Alcuni ragazzi, grazie all'intervento delle società, giocano con le divise da gioco, quindi con i numeri e i nomi sulle maglie, quindi in tal caso aiutano e non poco chi vi racconta le partite. Il cross intanto direttamente fuori, respira la Fortitudo. Siamo nel corso del secondo e ultimo minuto di recupero. Controllo
e la girata, poi ancora Fortitudo che cerca di attaccare, quantomeno tenere lontano la minaccia e guadagnarsi questa finale. Ma attenzione alla fuga sulla destra con il cross al centro, smanaccia il portiere, poi il tentativo salvato sulla linea, altro tiro, blocca il portiere della Dribbling Marsala che tiene ancora a galla i suoi per qualche secondo, è quello che manca alla fine. Qui ha un po' sprecato la Fortitudo, bisogna essere onesti. Conclusione intanto sopra la traversa, direttore di gara che inizia a guardare il cronometro. Un intervento regolare e Fortitudo che può provare ancora ad attaccare per chiuderla. Il tiro respinto, poi ancora Tapin, altra ribattuta, ancora il portiere che interviene, pallone che rimane lì. È il 3-1 che chiude i conti, che chiude i giochi per la Fortitudo Bagheria, che vince 3-1 contro la Dribbling Marsala e di fatto si qualifica per la finale della Topolino Cup e sarà dunque Fortitudo Bagheria Team Calcio, la finalissima che seguiremo tra un'ora in mezzo. Dribbling Marsala, intanto qui fa scorrere il portiere con un po' di leggerezza, ma è finita la partita, vince la Fortitudo che affronterà il Team Calcio. Intanto finalina Costa Gaià del Cam Dribbling Marsala, tutto tra poco, restate con noi.